motivazioni che influenzano il degrado. Da domenica pomeriggio un nuovo ponteggio si trova di fronte all'ingresso principale della Basilica di San Marco dopo la caduta di alcune tessere del mosaico che rappresentano il giudizio universale. Il proto di San Marco, l'architetto Mario Piana, docente di restauro allo IUAV, ha dato disposizione perché si intervenisse immediatamente, ma deve anche essere chiaro che in secoli di storia si tratta non solo di un fatto già avvenuto, ma per certi versi inevitabile in un edificio che ha quasi 1000 anni e necessita di una manutenzione pressoché costante. Le tessere cadute sostanzialmente le possiamo recuperare e avendo delle ottime fotografie in scala 1:1 in questo caso dei mosaici già realizzate negli anni scorsi, e molto spesso riusciamo a ricollocare le tessere cadute al loro posto. Per quanto riguarda il consolidamento generale, è un intervento che viene fatto non certo sostituendo tessere o parti di mosaico, ma iniettando dei composti di consolidamento. Tra chi non la conosce bene è opinione piuttosto diffusa che da un certo punto in avanti Venezia sia rimasta architettonicamente immobile nei secoli, cosa che invece non vale nemmeno per la sua basilica. Anzi, tra i mosaici della facciata, l'unico rimasto degli originali duecenteschi è quello del portale di Sant'Alipio. Su tutti gli altri si è intervenuti, a volte anche con cambiamenti significativi. Riproducevano l'iconografia, la rappresentazione che esisteva in ogni singolo portale o nelle lunette, con lo stile del tempo. Ed è solo dalla seconda metà del XIX secolo che invece i mosaici, quando entravano in crisi, hanno cominciato ad essere distaccati e poi rimontati. La Basilica di San Marco è un edificio prezioso quanto delicato e sono parecchie le sfide manutentive in atto, a partire da quella invisibile cintura di sicurezza dalle acque alte, attualmente in realizzazione lungo tutto il perimetro della chiesa.